È una struttura veramente all'altezza dei migliori centri internazionali, anzi direi al di sopra dei migliori centri internazionali che ho visitato. La prospettiva è di liberare dalle iniezioni di insulina, migliorando radicalmente la qualità di vita. Nasce nell'azienda ospedale Università di Padova il Centro per la terapia cellulare del diabete. Ha lo scopo di preparare le cellule che producono insulina, così da poterle poi immettere tramite iniezione nei pazienti affetti da diabete di tipo 1. In Veneto sono 20.000. Noi già facevamo il trapianto di pancreas come organo in toto, l'infusione ovviamente di insulina da parte dei diabetologi. Avere anche questo a disposizione ci permetterà di poter scegliere per ogni paziente il trattamento migliore. È l'unica struttura nel Triveneto e una delle poche in Italia, un progetto a cui crede la Regione, che ha già contribuito con un finanziamento di 1.380.000 euro. È una risposta importante che diamo ai cittadini che hanno appunto il diabete di tipo 1 nel Veneto, è un progetto importante per il Veneto, aperto chiaramente anche a livello di altre regioni, di chi appunto vorrà usufruire di questa terapia cellulare appunto del diabete. L'anno prossimo i primi trattamenti standard su pazienti selezionati per condizioni cliniche. Saranno ancora necessarie le cure antirigetto, ma già si studiano soluzioni per fare a meno della terapia immunosoppressiva. Una protesta